Genova non è un'isola, è il messaggio emerso alla presentazione del 58° Salone Nautico. C'è un legame stretto tra la manifestazione e la città che, nella visione degli organizzatori, sarà capace di dimostrare la vitalità di Genova, smentendo le voci di una Superba in ginocchio. Il sindaco spiega che la città si è ripresa e che il turismo non si è mai fermato. I provvedimenti di viabilità alternativa stanno rispondendo bene, prosegue, e in occasione del Salone forse si riuscirà ad aprire la strada interna all'Ilva. Il Salone Nautico deve essere invece un'opportunità per far vedere che la città è sempre viva, è sempre forte, è sempre grande e lo sarà ancora di più. Faremo il Genova in Blu, che è un'altra serie di eventi del cosiddetto dopo Salone che consentirà alle persone, ai cittadini e ai visitatori di vedere non soltanto il Salone ma di vedere anche Genova. Il Salone Nautico si presenta come un'edizione del rilancio per tutto l'indotto, 948 gli espositori, più 7,2% di crescita rispetto al 2017. I nuovi sono 62, di cui il 58% dall'estero. Dopo le prime preoccupazioni legate al crollo del Ponte Morandi, i vertici di Ucina ritengono superate le principali criticità. Da parte nostra, per la prima volta nella storia del Salone, abbiamo istituito un presidio 24 ore su 24, per cui durante tutte le ore notturne continuano ad arrivare camion, materiali, allestitori che cominciano a lavorare, per cui c'è una grande cooperazione intorno a noi. Gli organizzatori del Salone Nautico invitano a venire a Genova in treno. È stato triplicato il numero dei convogli diretti verso il capoluogo ligure. Il Comune si occuperà di mostrare in tutti i modi i tratti della viabilità alternativa. Nessun timore dunque, e la prima risposta è arrivata dalle aziende del settore. Nessuna di loro ha fatto un passo indietro. Ricorrono le condizioni perché sia addirittura più interessante dello scorso anno. Il mercato è più importante ancora dello scorso anno. C'è da dire che chi pensava di venire a visitare il Salone oggi pensa magari di venire ancora di più convinto per visitare Genova.